Amici di Diretta Sport, buon pomeriggio dal comunale Chessa di Bonorva. È la quarta giornata del campionato di promozione regionale Girone B. In campo ci sono Bonorva e Stintino. Ultime verifiche, finalmente si parte. È arrivato il fischio d'inizio. Cito dunque tiene in mano il pallino del gioco. C'è ancora tanto spazio a sinistra per la squadra bianco-celeste. Il pallone messo in area, interessante per Gargiulo. Mereu pulito sul pallone, poi ragione il numero 4, lancia lungo per la velocità di Oggiano. Attenzione a Oggiano, la battuta con il destro, il grande intervento di Sassu. 4 uomini in barriera per il Bonorva, si attende soltanto il fischio dell'arbitro che è arrivato in questo momento. Parte Mereu, fa dritto in porta, attraversa pieno per Mereu. Continua a premere qui lo Stintino, lo fa con Oggiano all'interno dell'area, il taglio di Piras verso il centro, colpo di testa di Gargiulo, stavolta è vincente, passa lo Stintino al minuto 18, colpo di testa a scavalcare il portiere da parte del numero 10 bianco-celeste. Primo palo, il fischio dell'arbitro, la rincorsa di Mereu e arriva il raddoppio dello Stintino, ancora punizione davvero notevole per Mereu, questa volta vincente, battuto Sassu. Altro pallone messo in mezzo, colpo di tacco sul primo palo ai compagni, il capitano dello Stintino. Il colpo di testa in avanti, forse una spinta, ma Gargiulo riesce comunque a trovare il pallonetto vincente. Lo Stintino si porta sul 3-0. Attenzione a Meloni, l'ingresso in area di Meloni, il pallone sul sinistro, Calissa e il salvataggio di testa, calcia lungo in avanti De Logu, poi c'è la battuta dalla distanza di Mura, grande intervento qui di Secchi, non è ancora allo Stintino intanto. Qui c'è la bella discesa di Marras, l'ingresso in area, il pallone per Lombardo, grande intervento qui di Sassu. La battuta di Mereu, non perfetto qui Sassu. Finisce qui al comunale Chessa di Bonorva, lo Stintino passa con autorità 3-0 per effetto della doppietta di Gargiulo e del perfetto calcio di punizione di Mereu. Seconda